Un cordiale saluto gentili amici e amiche all'ascolto per quanto riguarda la seconda edizione giornaliera del nostro audiogiornale dal Friuli Venezia Giulia, come sempre prodotto dal portale web friulitv.net, alla voce Omar Costantini. I casi accertati al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 3.148, con un incremento di 10 casi in più rispetto a ieri. Le persone attualmente positive al Covid-19 in regione sono 879, la somma di quelle ricoverate in via prudenziale di quelle clinicamente guarite in isolamento domiciliare, mentre totalmente guariti sono 1956, 35 in più rispetto a ieri, e clinicamente guariti 78. Nella giornata odierna si registra un solo decesso, quindi il numero complessivo di morti sale a 313. Lo ha comunicato come sempre dalla sede operativa della Protezione Civile di Palmanova il vicegovernatore Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda i pazienti affetti da Covid-19 deceduti, i dati su base territoriale sono i seguenti: Trieste 170, Udine 73, Pordenone 66, Gorizia 4. Relativamente alle persone risultate invece positive al virus dall'inizio dell'epidemia, l'area triestina ha registrato 1.328 infettati, Udine 970, Pordenone 654 e Gorizia 196. 2 pazienti che si trovano in terapia intensiva, 96 quelli ricoverati in altri reparti e 703 in isolamento domiciliare. L'Assemblea degli azionisti di Banca Medio Credito del Friuli Venezia Giulia, controllata al 51% dal gruppo ICREA, che vede la Regione azionista con il 47% delle quote, ha approvato il bilancio 2019 che chiude con una perdita di 5,3 milioni di euro. L'anno scorso la banca ha registrato 168 milioni di euro di nuovi impieghi, con una crescita del 24% sul 2018. Le erogazioni sono cresciute del 77%, arrivando fino a 16 milioni di euro. Riguardo l'operatività con i fondi FRIE, le erogazioni hanno raggiunto quota 56 milioni. La raccolta diretta da clientela privata si attesta a circa 380 milioni. Crescono anche gli indici di solidità della banca, con un CET 1 che arriva al 17,18%, di 14,74 quello nel 2018, e un total capital ratio al 19,98%, nel 2008 si era registrato il 17,4%. Ma, riporta una nota, gravano la riduzione al minimo dei tassi di interesse, l'implementazione di un fondo destinato ai prepensionamenti e alcune oscillazioni dei mercati finanziari che hanno influito sul risultato finale della banca, che chiude in perdita di 5,3 milioni di euro. Soddisfatti con l'augurio che tutti possano riaprire davvero. Il presidente di Confartigianato Friuli Venezia Giulia, Graziano Tiratti, commenta così l'annuncio del presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che da lunedì 18 maggio sul territorio potranno riaprire tutte le attività ancora chiuse. Un via libera avuto dopo l'incontro con il governatore avuto ieri con il Presidente del Consiglio. È un risultato che il Friuli Venezia Giulia è riuscito ad ottenere grazie alla convergenza di più fattori, prosegue Tiratti nella nota. La capacità decisionale del governo regionale che ha saputo agire con modalità che hanno contenuto l'epidemia, il grande senso di responsabilità dei cittadini che si sono attenuti alle disposizioni perché sapevano che il comportamento individuale era a favore di sé e del bene comune, la grande determinazione e la voglia di ricominciare dei nostri imprenditori. Tiratti conclude ricordando che la grinta artigiana concentra in sé la voglia di dare futuro alla famiglia, alla propria impresa e quindi alla regione e all'Italia. Andiamo a chiudere con le previsioni del tempo per mercoledì 13 maggio. Nella notte possibili deboli piogge, in giornata cielo da variabile a nuvoloso con maggiori schiarite sulla costa. Nel pomeriggio saranno possibili piogge sparse, intermittenti, in genere deboli, solo localmente più abbondanti sulle prealpi Giulie. Di pomeriggio vento da sud moderato tra Grado e Lignano, da nord-ovest a Trieste. Le temperature, le minime in pianura, oscilleranno tra i 9 e i 12 gradi, le massime tra i 20 e i 23 gradi. Sulla costa 9-12 gradi le minime, 19-21 le massime. Con questa notizia chiudiamo qui la nostra pagina informativa, la seconda edizione, augurando a tutti voi una buona notte e anche un buon giorno per chi ci ascolterà dalle luci dell'alba in poi, e vediamo appuntamento come sempre alla prima edizione del 13 maggio programmata intorno alle ore 16.